ore 6 spaccate in punta, quota no, non mi sovviene. I rincalzi già testati, con la brina nelle vene, dentro un treno pieno di pioggia, sono giunti fin quassù, alle bocche della macina che dissolve gioventù. Alto sulle nostre corna, alla guisa di zanzara, un velivolo ci prende le misure per la bara, ci ha vagliato quanto serve, poi che vira e cambia aria, ma non senza prima avere fatto la sua luminaria. Ore 7, sempre in punto, quota, siamo ancora qua, dai crinali sovrastanti, c'è qualcuno che da in là a un concerto alla viennese, per medicali e traccianti, e John Fante si congeda, sì però, dalle sue gambe. Viene da votarsi al cielo, anche al peggio miscredente, visto mai che esista un santo che ti renda trasparente, ma dal cielo che spiove il maglio, che dissoda le trincee e ristana pure i morti, giusto per schiarire le idee. Va affiorando la putredine mortale, aver tempo a farci caso è un memento mica male, ma sciama il loro assalto con tempismo assai ben scelto, boia d'un filo spinato che in più punti è già divelto. Detto fatto, il trucco sfonda nel settore dei coscritti, sempre come da manuale, i pivelli sono fritti, e pur dando ferro al ferro, l'imperizia li ha perduti, con l'amico Fritz che in slancio se li vede in 2 minuti. Scriveranno di un ripiego, ma è un fugone da conigli, con l'ansterno alle calcagna, che il demonio se lo pigli, ma d'un tratto dalla nebbia spunta un'avanguardia ardita, che riaccorpa tutti i ranghi e riapre la partita. Il nemico è troppo avanti, va perdendo copertura, tuttavia vuole sfruttare il vantaggio finché dura, ma lo frega la baldanza di chi sente già nel sacco proprio quello stesso lupo che gli inventa un contrattacco. Una nube di granate va a portar loro i rispetti dell'ardito che di certo mai non lesina i confetti, il pugnale incalza i fianchi, li scompagina alle righe, ora siamo noi la falce mentre loro sono le spighe. Vecchio cappellano cieco va tra la carneficina, tra le buche e tra i miasmi di cordite e emoglobina, grigio azzurro o grigio verde,
non indulge in distinzioni e impartisce agli uni e agli altri l'onesta sua benedizione. Alla fine siamo passati con moneta ripagata, abbiamo preso la montagna che ha inghiottito mezza armata, da stamane in 20.000 han lasciato le ossa qua per tornare al punto esatto di 40.